Amici di Sportivi, ciao da Salvo Geracci, siamo in diretta dal centro sportivo 3M di Palermo e 3M Palermo 89ers, derby tutto della provincia di Palermo tra due squadre palermitane che si affrontano in questa 14ª giornata del campionato di Serie C1 siciliana di futsal. 3M Palermo in maglia verde con pantaloncini blu scuri, che ha a disposizione oggi Messina e Gio per la porta, poi Cutrona, Di Grazia, Molinaro, Finazzo, Girgenti, Runfolo, La Spisa, Scalavino, Guglielmini e Calvaruso. I Niners che rispondono in maglia gialla, pantaloncini gialli, Barcellona e Shortino per la porta, poi Garofalo, Fava, Mazzamuto, Megna, Grammatica, Vassallo, Strongoli, Pennino, Muratore e Lapi. Il primo arbitro della partita è Renato Celestino, il secondo è Marco Albegiani, al cronometro Giuseppe Bargione, tutti e tre della sezione di Palermo. Prima di iniziare, minuto di raccoglimento in ricordo di Gigi Riva. Gli applausi di tutti i presenti al centro sportivo 3M per questo match che inizierà tra pochissimo. Siamo con 5 minuti di ritardo, ma insomma parliamo veramente di dettagli. 3M Palermo che è reduce dalle dimissioni dell'allenatore Roberto Zapparata. Oggi c'è Carmelo Sampino, il massaggiatore, in panchina. Dall'altro lato Francesco Costantino. La sua squadra batterà per prima il primo pallone del match, due tempi da 20 minuti ciascuno effettivi, quindi a ogni fischio dell'arbitro si interromperà tutto. Ultimi check a bordo campo prima di iniziare. 3M terzo in classifica con 23 punti. Fatale per Zapparata la sconfitta in casa del Cus Palermo per 9-4 dopo il 5-0 al Bonifato Alcamo. 9-4 è anche il risultato con cui gli 89ers hanno battuto l'Isola nell'ultimo turno, squadra però più in giù in classifica all'8° posto con 19 punti. Gialloblu e così hanno ottenuto il terzo risultato utile di fila, 2 vittorie e un pareggio in questa striscia. Tutti comodi, è iniziata 3M 89ers. Il giro palla dei gialloblu con Strongoli, rischia un po' Garofalo. Ancora Garofalo, il capitano degli 89ers, per Strongoli. Inizia a impostare dalla difesa la squadra di Costantino, che però sbaglia il passaggio. C'è dello spazio per avanzare a favore del 3M. Recupera tutto l'API, che avanza in fascia. Decisivo il recupero in difesa per la squadra di casa, che adesso avanza sotto porta. Il pallone scorre, finisce fuori vicinissimo al tampin Calvaruso, il capocannoniere del campionato con 23 gol. Purtroppo avremo la visuale verso la nostra destra un po' oscurata per via del palo che rappresenta uno dei pilastri
della piccola tribunetta del 3M. Questa qui potrebbe essere una partita abbastanza divertente secondo i numeri, dato che il 3M è il miglior attacco del campionato con 66 gol e la seconda peggior difesa con 63, quindi potremmo vedere gol da entrambe le parti per uno spettacolo quasi assicurato. Si chiede pazienza dalla panchina lato 3M, ma anche tra i giocatori in mezzo al campo. Momento particolarmente difficile per questa società nata in estate dalla rilevazione del titolo dal Punta Vughia Bagheria. Dall'altro lato gli 89ers sono ormai una realtà consolidata nella città di Palermo, società nata alla fine degli anni 90. Giro palla in difesa per il 3M, ancora vere e proprie chance da gol non ce ne sono state, anche se è mancato il tap-in vicino alla porta per Calvaruso. Ovviamente questo qui non è l'unico tiro della partita, si sblocca il match con l'1-0 segnato da Scalavino, che approfitta di una deviazione e mette il pallone in rete. 1-0 per il 3M. Per la squadra oggi gestita da Sampino. Ancora tanto tempo davanti. Avanza ancora il 3M che prova la punta con Calvaruso. Pallone fuori. Oltre a 3M 89ers in campo anche Acragas e Palermo, Athletic Palermo, Sant'Isidoro Bagheria, Bonifato Alcamo, Cus Palermo, Isola Atletico Monreale, infine San Vitolo Capo, Sporting Alcamo. Imbucata sempre per il destro da parte di Calvaruso, pallone che scorre fuori. Pennino, Lapi, scambio con Strongoli che trova la deviazione avversaria. C'è la rimessa laterale per gli 89ers. Garofalo, Lapi, ancora Garofalo, arrivato al limite dell'area, il destro fuori di Strongoli. Occasione grande per gli 89ers in risposta al vantaggio degli avversari. C'è stata una deviazione, dunque calcio d'angolo. Battuto largo, destro alto di Pennino. Pallone direttamente in fallo laterale. Pennino, Garofalo
Strongoli rischia un po' con il controllo, ancora Garofalo, gestisce fino alla fine, sbagliano ancora gli 89ers, qui cercano di prendersi la punizione con Pennino, soltanto rimessa laterale, battuta sul mancino, sulla sistema Scalavino, intervento fischiato da parte dell'arbitro su Garofalo, e allora punizione di Niners già battuta, se ne va in fascia Pennino, bloccato 3M che ha i propri giocatori a disposizione nell'avanzare, soprattutto nella fascia mancina. Scambio di prima, inserimento di Pennino, più voglioso per adesso lato 89ers. Strongoli, Garofalo, Lappi, punta Scalavino e se ne va, un po' strattonato, c'è calcio di punizione per gli 89ers. Batterà Garofalo questo calcio di punizione. Battuta corta con Pennino che allarga da Lapi. Pennino fermato da Calvaruso. Strongoli, ancora Garofalo, giù da Pennino, a puntare stavolta è Cutrona. Gli avversari, riparte da capo il 3M, sta avendo un po' di difficoltà a produrre occasioni pericolose. Cinica però la squadra di casa, al primo tiro in porta c'è stato il gol. Adesso prova a girarsi con Calvaruso, pallone perso, Garofalo finisce giù, calcio di punizione. Il 3M se ne stava andando in proiezione offensiva, in realtà non c'è stata questa possibilità. E allora punizione 89ers, Garofalo, Pennino, ancora per il capitano giallo-blu. Pennino scatta in fascia, Cutrona recupera lui il pallone, aggancia Calvaruso e gira. Sale il 3M, Lapi recupera a sua volta sull'autore del gol Scalavino. Lapi si riprende il pallone, cerca di girarsi, l'attacco del 3M, c'è il fallo stavolta di Garofalo, lo ha commesso invece di subirlo, richiamato dall'arbitro. Garofalo, stai calmo, gli dice il primo arbitro celestino di Palermo. Lasciamo giocare, andiamo qui indietro. Ok? Primo fallo lato 89ers, 3 ne ha commessi il 3M. Timeout, squadre a bordo campo, 1-0 il risultato al momento, sta decidendo il gol di Scalavino. Chiede calma Costantino alla 89ers. L'autogestione dall'altro lato del 3M con il massaggiatore Carmelo Sampino in attesa di ingaggiare il nuovo allenatore.
Vai, Ruffalo! Dai ragazzi, dai! Marco, riprendi tu, ok? Ok. Lascia il taglio, rimani qua. Lascia il taglio. Manuela. Gioco che è ripreso. Ormai sono passati i primi 5 minuti del match. Garofalo. Pennino. Il giro palla degli 89ers. Pennino ha cercato il diagonale, riprende palla il 3M con la punta da fuori di Ruffalo. Pallone largo alla destra di Barcellona, il portiere titolare degli 89ers. Possibilità giallo-blu, Muratore, il destro, la parata in 2 tempi di Gio, il portiere del 3M. Ruffalo a terra, recuperano gli 89ers, pallone allargato, il destro dentro, il gol, il pareggio di Garofalo, il capitano degli 89ers, fa 1-1. Palla persa e allora Garofalo la mette dentro, tutto da rifare per il 3M. Dai, Manu! Ruffalo, attaccato da Garofalo, che ha anche un piccolo dialogo con il proprio diretto avversario. Parlano a distanza i due, Ruffalo e Garofalo. Pallone adesso di Cutrona. Ruffalo, deviazione di Grammatica. Rimessa laterale per la squadra di casa. Lancio profondo preso da Barcellona. Nuovo possesso ai T-Niners con Pennino. Sale Grammatica. Pallone in mezzo, altro tiro degli T-Niners con Grammatica. Qui il fallo dello stesso numero 23 su Calvaruso, punizione 3M. Sei dove sei, per me puoi giocare, quando vuoi. 3-2 il conto dei falli. Tre per il 3M, 2 per i T-Niners. Ruffalo. Il pallone è sempre suo, in mezzo a 2, a difficoltà. Si lascia passare Ruffalo con Barcellona che cade prima di far arrivare il pallone. Il gol del 2-1 del 3M con Ruffalo. Dedica speciale per il numero 19. Barcellona si era disteso verso la propria destra.
Il gol segnato da Runfolo per il 2-1 delle 3M. Pallone in fascia e Segiglio, la deviazione, il palo e il gol. Pareggiano subito gli 89ers con Pennino che va ad abbracciare la propria panchina. Partita interessante. Lo avevamo detto, potrebbero esserci tanti gol. Effettivamente è così. Pennino 2-2. Ha sfruttato anche il palo. L'uscita di Gio dai propri pali per pareggiare nuovamente la partita. Adesso vedremo se il 3M ripartirà in vantaggio, magari ci sarà una rimonta. Tunnel di Calvaruso, finisce a terra, ma riprende il nuovo entrato Fava, il più esperto degli 89ers, classe 85, che adesso rientra in difesa. Lancio lungo, il possesso di Grammatica, se la porta fuori. Rimessa laterale per la squadra di casa. Finazzo dietro per Calvaruso. Molinaro. Ancora il 3M che gira il pallone. L'obiettivo è quello di trovare lo spazio giusto. Pallone in verticale, recuperato dagli 89ers, subito attaccati con un muratore che finisce giù. Pallone che si mantiene in campo, ma ha regalato agli avversari. Ancora muratore, si accentra, cerca lo spazio. Passaggio dentro, voluto da Grammatica. 3M che ha un campo davanti, il destro deviato. Barcellona ce la fa, la mantiene Fava in zona. L'ennesimo recupero degli 89ers che si sono trovati davanti un pallone abbastanza bollente dopo la respinta di Barcellona, gestito con l'esperienza di Fava. Adesso Mazzamuto, muratore, Grammatica, muratore, si fa vedere Fava, c'è il servizio ma troppo su Gio, non trovato nessun compagno. L'azione si spegne subito per gli 89ers. Il nuovo possesso. Grammatica non l'aggancia, muratore, rimessa 3M. Cutrona, Scavino, serve dietro Cutrona. Il pressing di muratore. Cutrona dietro da Gio. Scavino prova la giocata, aumentano però i giocatori in pressing e anche quelli in zona. Si va avanti nonostante il contrasto, la punta fuori di Scalavino. Ragazzi, un minuto. Corner per il 3M che rimane così in proiezione offensiva. Tre falli commessi a testa nel corso di questo primo tempo. Battuta larga, tacco per il mancino fuori di Cutrona. Non è stato un tiro proprio diretto, ma non è comunque uscito di tantissimo.
Pallone lento per Muratore, concesso l'angolo da parte degli 89ers. 3M che continua ad attaccare. L'angolo era ciò che aveva chiesto la squadra in maglia verde, alla fine c'è stata rimessa dal fondo. Sembrava una deviazione quella lì, in realtà no. Niente da fare per Mazzamuto. Finazzo dietro da Molinaro. Cutrona, Molinaro lo fa girare verso nessuno, però Fava dietro da Barcellona che si affida a Fava abbastanza vicino a lui. Muratore allarga per Fava, anche in questo caso nessun aggancio. Mattonella abbastanza vulnerabile quella lì, proprio sotto gli occhi delle riserve e dello staff tecnico del 3M. Muratore, Mazzamuto, Megna, pallone per Muratore. Megna intanto si è inserito, voleva l'imbucata anche per Mazzamuto lungo la fascia di destra, però il compagno è rimasto proprio lì in zona, fermo. Adesso lascia tutto i compagni con Vassallo che si inserisce in mezzo a due resistendo. Possesso perso però dagli 89ers. Chance 3M. Cutrona allarga per il destro da fuori di Molinaro. Altra occasione che si aggiunge a quelle avute in precedenza per la squadra di casa. Fa muovere il pallone la squadra di Costantino. Avanza Fava lungo la fascia, scambio con Mazzamuto che si dispera dopo non aver ricevuto il pallone. La riprende il 3M con quest'altro pallone perso. Scalavino dietro, Molinaro, Finazio, Scalavino, contrasto con Vassallo, pallone dentro, non ce la fa a calciare Finazio, poi insiste con i tentativi di intercetto da parte di Barcellona che si guadagna la rimessa dal fondo. Angolo subito evitato da parte degli 89ers. Fava, pallone sul secondo palo di Megna e time out. Squadre nuovamente a bordo campo. Due a 2 il parziale. Doppio recupero per gli 89ers. Il 3M è stato portato in vantaggio grazie a Scalavino. Il pareggio di Garofalo, 2 a 1 di Runfolo, 2 a 2 di Pennino. 3 falli a testa. Siamo ormai nella seconda parte di questo primo tempo. Indicazioni da entrambe le panchine per entrambe le squadre. Con i due arbitri
che richiamano tutti i vari giocatori in campo per proseguire. Dagli altri campi Palermo in vantaggio, nel caso dell'Acragas vantaggio esterno anche da parte del Sant'Isidoro Bagheria sull'Athletic Palermo, 3-0 esterno del CUS Palermo sul Bonifato Alcamo, 1-0 per l'Isola sull'Atletico Monreale, 3-1 esterno dello Sporting Alcamo sul San Vitolo Capo. Questi i parziali di questa giornata numero 15 del girone A di C1 siciliana. Quindi ci correggiamo in base a quanto detto in precedenza. La giornata è la 15ª, non la 14ª. Pallone per gli 89ers. Megna, Fava si scontra, maglia trattenuta su Finazzo, insiste Fava, pallone direttamente fuori, senza golazione. Il Gio riparte dal fondo, passaggio lungo la fascia che però finisce fuori. C'era Girgenti pronto a ricevere. Bisogna fare i calcoli in maniera accurata quando si effettuano passaggi del genere in quella zona di campo. Fava incontra Finazzo, passaggio dentro per Girgenti, lo scontro con Barcellona, tutto regolare per il duo arbitrale. Nuovo recupero 3M verso la porta avversaria, la suola ancora Barcellona a fermare gli avversari. Pallone per il destro che arriva adesso da parte di Finazzo, situazione ancora viva, poi vassallo e giù, si è fatto male alla zona del ginocchio destro dopo il contrasto con l'avversario. Il calcio d'angolo già battuto per il 3M, nulla di irregolare secondo i due arbitri. Finazzo, passaggio per Girgenti, ancora Finazzo, 1-2, colpo di testa di Fava, chiusura in fallo laterale di Pennino, l'autore dell'ultimo gol all'interno di questa partita al momento. Finazzo, Di Grazia, i T-Niners recuperano e la mantengono in campo. Vassallo, secondo palo, Giglio prima di Fava. Deviazione pericolosissima, il pallone arriva in area di rigore, nessun calcio di rigore su Calvaruso. Situazione ancora giudicata regolare sull'intervento ai danni del 3M che continua a manovrare la palla. Sempre Pennino in pressing, Calvaruso vince il rimpallo, scivolata di Megna, i due rimangono lì, non fanno alcun metro in più. Occhio a Megna che non accetta il rispetto da parte dell'arbitro, c'è il cartellino giallo per il numero 22 giallo-blu, ammonito. Per gli T-Niners, il primo della partita.
quarto fallo, questo qui, per gli 89ers. Punizione 3M, alla battuta va il bomber Calvaruso, 2 in barriera, Vassallo e Lapi. Si muove ancora sui dettami di Barcellona in porta. C'è soltanto Lapi adesso. Parte Calvaruso, deviazione, calcio d'angolo. Battuto largo, Finazzo, gira ancora per Molinaro, pallone alle stelle. Lapi, attacco su di lui da parte di Calvaruso, l'aggancio provato da Pennino, non riesce ad aggirare gli avversari, costretto a rifugiarsi in difesa. Adesso Vassallo, Garofalo, Pennino, nuovamente il passaggio per Garofalo che va avanti, il contrasto ma non il recupero palla di Girgenti. Nuova rimessa per gli 89ers, conclusione da fuori di Pennino. Dialogo con Calvaruso e Pennino. Arbitro Alvegiani richiama i due. Anche in questo momento si stanno pressando a vicenda. Recuperano palla i 89ers. Lapi pospallato dalla Spisa. Lapi ha provato il tacco e comunque corner per la squadra di Costantino. Tutta larga, Garofalo, diagonale, Lapi voleva il passaggio dietro per Pennino, alla fine la prende Giglio. Occhio all'imbucata, pallone davanti Barcellona, la chance per la Spisa che ha anche l'ultimo tocco, se n'è andato in contropiede la Spisa, vicinissimo al 3-2. Altro tocco al pallone da parte di La Spisa, entrato benissimo in campo. I due provano a fermare così Calvaruso che davanti Barcellona non sbaglia e segna il gol del 3-2, il gol del 3M Palermo. La rete del bomber numero 24 in campionato. Squadra di casa avanti per la terza volta all'interno di questo primo tempo. Manca veramente poco alla fine di questo primo tempo. Calvaruso ha riportato avanti il 3M. Si è preso anche tutti gli applausi dei propri tifosi, i 89ers che vogliono sbrigarsi. Ma perdono subito il possesso. Garofalo in lotta, fallo, ma anche la fine del primo tempo, 3-2
per il 3M Palermo sugli 89ers. Partita molto lottata a centrocampo, entrambe le squadre ciniche. Calvaruso per adesso la sta decidendo con un gol allo scadere della prima frazione di gioco. Scalavino lo ha fatto il primo, momentaneo pareggio di Garofalo, Ruffolo per il 2-1, 2-2 di Pennino, Calvaruso poco fa per il 3-2. Noi ci prendiamo una pausa e torniamo subito in diretta per la ripresa di 3M 89ers. Ho visto una buona partita della mia squadra, ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto, in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee, abbiamo fatto una bella partita. Ho visto un'ottima Academy, ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche in queste soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena, lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito, io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla indietro lei ha detto perché darla dietro, un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito, l'avete già magari preparato in settimana? No, Cosa? no, questa è un'esperienza perché ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro. E questo è proprio quello che non mi è piaciuto, è l'inesperienza e noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti, devo dire rispetto a prima, ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione? Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villabate, un campo complicato, anche passare forse dal sintetico meraviglioso del calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione. Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso, siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare.
fare. Noi, il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso. Manca secondo me poco a conquistarla, e quindi in questo momento possiamo anche pensare, perché no, a cercare di riuscire a prendere un posto nei playoff. E se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura. Una partita Dai ragazzi, dai, Totò, dai, Ciccio, dai, Totò. Vai, il fio del mister ci li ha messi in base alle panchine. Dai ragazzi, dai! Andiamo Marco. Dai ragazzi, dai. Secondo tempo di 3M Palermo 89ers, 15ª giornata del campionato di Serie C1 siciliana Girone A. 3M Palermo avanti per 3-2, gol di Scalavino, pareggio di Garofalo, 2-1 di Runfolo, 2-2 di Pennino. Calvaruso a pochi secondi dal fischio che ormai sancì la fine del primo tempo, ha riportato avanti il 3M. Squadra in maglia verde contro gli 89ers in maglia gialla. Insiste ancora Calvaruso, l'autore del 3-2, e così è salito a 24 gol nel campionato, confermandosi in cima alla classifica marcatori di questo girone A. C'è subito calcio di punizione
per la squadra di casa, che questo pomeriggio si è presentata con Messina e Gio a disposizione per la porta. Paragio, dopodiché Cutrona, Di Grazia, Molinaro, Finazzo, Girgenti, Runfolo, La Spisa, Scalavino, Guglielmini e Calvaruso, tutti a disposizione del massaggiatore Carmelo Sampino. Per adesso in panchina dopo le dimissioni di Roberto Zapparata in settimana. Tra poco la rosa convocata per oggi per gli 89ers. Prima gli sviluppi di questo calcio di punizione con la barriera 2 per gli 89ers. Calvaruso alla battuta, parte adesso corto, passaggio dietro per il sinistro potente di Cutrona, ribattuto in rimessa laterale. I 89ers con Barcellona in porta, in panchina c'è Shortino, il secondo portiere, poi Garofalo, Fava, Mazzamuto, Megna, Grammatica, Vassallo, Strongoli, Pennino, Muratore e Lapi, tutti a disposizione di Francesco Costantino. Terminato giù Mazzamuto, dopo aver ricevuto il colpo sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Calvaruso, si rialza il giocatore degli 89ers. Tremme che batte la rimessa laterale. Una squadra che si vuole rialzare dopo il KO in casa del CUS Palermo per 9-4. Con lo stesso risultato gli 89ers nell'ultimo turno hanno battuto l'Isola. Oggi la squadra di Costantino vorrebbe continuare questa striscia di 3 risultati utili consecutivi, ma non sarà facile contro il miglior attacco del campionato, quello delle Tremme, salito al momento a 69 gol, a un passo dai 70. Mazzamuto imbucata, Lapi, spalla alla porta, anche raddoppiato, passaggio dietro per Strongoli che trova gli avversari. Strongoli però ha il tempo, il modo per rifugiarsi da Barcellona che rinvia profondo a cercare Lapi, c'è però la testa di Grazia. Il pallone scorre, viene ripreso da Cutrona, lo recupera Lapi, pallone fuori. Mazzamuto, Lapi, spinta da dietro di Grazia. L'agonismo delle Tremme, la voglia di attaccare da parte degli 89ers che stanno per recuperare nuovamente con Grammatica. Adesso Strongoli, ma c'è Lapi a terra dopo il contrasto con Cutrona. Protesta di Grazia, richiamato anche nel primo tempo da parte del primo arbitro Renato Celestino. Il secondo arbitro è Marco Albegiani, al cronometro Giuseppe Bargione, tutti e tre della sezione di Palermo. Punizione 89ers, batterà settimo Lapi. Di Grazia e Molinaro in barriera, adesso c'è soltanto Cutrona alla fine, pallone in mezzo, c'è stata anche una deviazione, i T-Niners rimangono in proiezione offensiva. Mazzamuto, Strongoli, Grammatica, si stava centrando, poi ha preferito servire Strongoli. Lapi, il tocco delle Tremme per far ricominciare tutto da Barcellona. Mazzamuto, adesso Strongoli, Grammatica, ancora Mazzamuto,
Il giro palla degli 89ers, già un fallo a testa in questa ripresa. Lapis infine in mezzo a due. Occasione interessantissima. Non c'è però il calcio d'angolo, nonostante la segnalazione da parte del primo arbitro del corner. Allora Scalavino, scambio con Cutrona. Pallone in diagonale verso la fascia, proprio per Scalavino. Nessuna ricezione. E allora rimessa dal fondo con gli 89ers vivi. Strongoli, Mazzamuto, Lapi contro Cutrona, Lapi dietro, Mazzamuto, passaggio di prima di Grammatica, c'è rimessa laterale, Strongoli batte lui, Mazzamuto alla sua sinistra, riceve, ancora Strongoli, in mezzo scambio con Lapi, Mazzamuto, spazio sinistro su Cutrona, rimessa laterale, sempre avanti la squadra di Costantino. Mazzamuto, Strongoli, ancora Mazzamuto, Strongoli, prova a salire il 3M, forse un tocco con la mano nel contrasto con Lapi. E di grazia ai protagonisti c'è il gol sul secondo palo di Scalavino, il 4-2 del 3M che per la prima volta va sul +2. Doppietta per Scalavino. Potrebbe essere una crocevia importante della partita. Qui Lapi e Di Grazia discutono con l'arbitro. I due avevano avuto un contrasto poco prima dell'inserimento di Scalavino verso il secondo palo a ricevere il pallone dell'ormai 4-2. È stato tutto regolare. Con il gioco che è andato a scorrere verso il gol, il quarto della giornata per il 3M, che così fa 70 in campionato. Qui l'occasione alta per Grammatica. Pallone in fascia con Calvaruso disturbato dall'arrivo di Strongoli. Rimessa laterale per la squadra in maglia verde del 3M. Calvaruso. Mazzamuto fa ripartire gli 89ers. Strongoli, Lapi, suola la chiusura di Cutrona. Rimessa laterale. Corner per Lapi. Corto. Versione secondo palo. Colpo di testa di Grazia. La Spisa. Contrasto con Grammatica, che con qualità mantiene il pallone in campo. Poi si va a conquistare il calcio di punizione. C'è il cartellino giallo per Di Grazia. E adesso siamo a un ammonito per parte. Lato 89ers Megna nel primo tempo. Adesso Di Grazia, lato 3M. Secondo fallo della ripresa. Per la squadra di casa. Mazzamuto alla battuta.
Parte adesso il suo pallone largo, destro-sinistro per il mancino verso la porta di Pennino. Corner per gli 89ers. Battuta larga, ancora Pennino, Lapi, Mazzamuto, mancino, Lapi quasi spaccata. Altra occasione per la squadra di Costantino. Pallone buttato da Barcellona. E allora gli 89ers con questo nuovo possesso, squadra che ne sta avendo di più rispetto alla 3M, che però di contro in vantaggio per 4-2. Mancino sul palo di Pennino. Altra chance in più per la squadra di Costantino. Time out. La notevole produzione offensiva degli 89ers non ha portato al gol. Il palo di Pennino, l'ultima delle opportunità. Un passo dalla doppietta, l'ha fatto lui, l'ultimo gol per i giallo-blu, quello della momentaneo 2-2. Indicazioni da un lato e dall'altro. Lato 3M, sta parlando soprattutto il capitano Cutrona. Lato 89ers, Mazzamuto sta discutendo di un intervento falloso precedente. Time out finito, tutti in campo nuovamente per continuare il match. Si riparte dalla rimessa laterale per il 3M, la battuta affidata a Finazzo. Cutrona, Calvaruso, sfida Mazzamuto, pallone che va fuori. Si muove tanto Molinaro, tiro ribattuto, pallone a Barcellona. Mazzamuto, lo scambio con Strongoli, ancora Mazzamuto, Strongoli, alzata, Lapi, riceve Mazzamuto, sul mancino, deviazione, l'autogol di Molinaro. Gli 89ers accorciano la proposta in mezzo, il tocco decisivo di Molinaro a fare 4-3. Il palo di Pennino, poi l'autogol. Poca sfortuna in quest'ultima cosa. 89ers che continuano l'occasione con la punta di Garofalo. Rimane avanti la squadra di Costantino che non ha nulla da perdere. Lapi sponda dietro, pallone per Pennino, pallone incrociato, sempre a cercare Lapi che adesso cade assieme a Cutrona, che chiede un po' il cartellino per l'avversario, non è arrivato. L'anticipo di Garofalo è rimessa per il 3M. Che ha subito un po' di cose negli ultimi minuti, inclusa questa ripartenza. Lapi se la sistema sul mancino, passaggio in mezzo per Strongoli, non c'è l'1-2 con Lapi, azione che poteva essere sfruttata in maniera più positiva.
Calvaruso sfida Garofalo, finisce giù il giocatore delle 3M. Questo qui il quarto fallo di questo secondo tempo per gli 89ers, che iniziano a rischiare. Il 3M ne ha commessi ancora 2. Calvaruso alla battuta. Calvaruso lascia tutto per il destro potente in diagonale di Molinaro. Se lo potenzia, nessuna precisione. Garofalo, Pennino, ancora Garofalo, va anche con la finta, sempre Pennino, ripallo che favorisce le 3M, che però non sfrutta bene con Scalavino, e allora il destro-sinistro ad opera di Pennino, il pallone resta in zona pericolosa, 3M in ripartenza, la scivolata di Garofalo, che si va a prendere la rimessa laterale. Cambio immediato. Suola di Scalavino, praticamente un regalo per gli avversari. Poi Pennino si è andato a prendere la punizione. Pennino, Garofalo, si muove la squadra degli 89ers, Muratore, c'è il raddoppio del 3M, in pressione, lancio lungo di Pennino, aggancio, voluto da Muratore, prova la giocata, bloccato da Scalavino, allora spazio per Finazzo. Calvaruso prova a girare, trova però Pennino, ancora il 3M. C'è il tocco fuori di Muratore su Calvaruso. Il primo arbitro discute con la panchina delle 3M. La battuta dietro di Calvaruso. Si rimane sempre sulla 4-3 con gli 89ers che hanno accorciato le distanze con il gol voluto da una maniera più interna, diciamo. C'è stato l'autogol di Molinaro, deviazione a beffare Giglio. Stanno arrivando di meno però le produzioni offensive. Adesso ci prova Garofalo in mezzo a 3,
Pallone che arriva dall'altro lato, attenzione alla proposta di Muratore. 3M che ha rischiato un altro autogol. I T-Niners però continuano a crederci. Garofalo, alzata, pallone che stava arrivando a Fava, è rimessa laterale. Pennino, scambio con Garofalo, adesso Fava, avanti Fava, diagonale dall'altro lato, il destro in porta di Muratore, deviazione di Molinaro, calcio d'angolo. Battuta dietro, Pennino, altra deviazione, stavolta di Runfolo che si è fatto male. Corner per gli 89ers, battuto adesso, Pennino, Fava, Pennino trova sulla sua strada Runfolo, messo laterale, battuta da parte sua, non trovato Garofalo che ha chiesto più calma nel passaggio, nella costruzione a Muratore. Finazzo per la rimessa laterale del 3M, di testa Pennino, la riprende Fava. Muratore, Pennino, Muratore, si accentra destro, Gio, non trattiene, ci sono i suoi difensori però. Non si può andare lungo la fascia e allora nuova rimessa laterale per gli 89ers che ricordiamo sono al quarto fallo contro i 3 del 3M, scusando il gioco di parole. Giocata provata da Fava che va avanti, il contrasto con Molinaro, stavolta la rimessa è per il 3M. Runfolo si gira, passaggio dietro per Molinaro, Cutrona riprende a girare il pallone il 3M, attacco su Finazzo di Muratore che recupera tutto, la ferma, serve poi Garofalo, Pennino, Garofalo, Pennino, stava per scivolare Runfolo, pallone ancora Garofalo, piano piano avanza la squadra giallo-blu, fermato in fallo laterale Muratore da Finazzo, rimessa che è per il 3M. Occhio alla verticalizzazione per Runfolo, pallone sul fondo, spazio chiuso da lì, nessuna chance per far meglio. Tunnel anche un po' fortunoso, pallone in mezzo, la proposta di Pennino per Garofalo che ha fatto scorrere questo pallone in piena area. I T-Niners che lottano per il 4 pari. Fava dietro, ancora Pennino, il tocco di Runfolo pericoloso in quella zona. Pennino, Garofalo, Muratore si accentra, non c'è possibilità di calciare e allora Pennino va sul destro,
forse si complica la vita, se la porta sul fondo, voleva il corner il giocatore degli 89ers, soltanto rimessa dal fondo. Occhio a Cutrona, il pallone per Scalavino che sorpassa Barcellona, non può calciare perché il pallone esce prima del suo tocco, che poteva garantire il controllo per spingere facilmente dentro il possibile 5-3. Fava, proposta in mezzo con Scalavino che la prende con il petto rischiando grosso. Ancora Fava, ancora gli 89ers che la mantengono per poco in campo. Rimessa dal fondo per il 3M, già battuta, pallone che scorre in faccia, bloccato immediatamente da Pennino. Garofalo, imbucata, fallo sì su Muratore, chance per gli 89ers, calcio di punizione dal limite. Batte Pennino, parte con il destro praticamente sulla pancia di Gio. Garofalo si rifugia da Barcellona. Pennino, Fava, Muratore, spazio per lui, avanza, deve tornare un attimo dietro da Garofalo. Pennino è sempre su a Garofalo, non gli arriva. Cutrona, il tunnel con chiusura di Muratore ai danni di Guglielmini, entrato poco fa. Il 3M per chiuderla, seppur a subire in quest'ultimo periodo. Entrambe le squadre sono al quarto fallo, gli 89ers per recuperarla. Calcia da fuori, Molinaro blocca a terra Barcellona che preferisce ripartire con calma. Fava, Garofalo, Pennino, Garofalo, occhio al diagonale che scorre fino alla fine nonostante qualche deviazione. Non c'è però il tiro in porta per gli 89ers. Cutrona fermato da Fava. Entrambe le squadre con il freno a mano tirato per evitare il passaggio al quinto fallo nel corso di questo secondo tempo. Riparte da capo il 3M. Scalavino in mezzo a due, passa, cade, calcio di punizione sotto le proteste degli 89ers. Ammonito Grammatica per proteste. Quinto fallo commesso dagli 89ers.
E adesso potrebbe essere importante per chiuderla per il 3M. Speranze che potrebbero svanire lato 89ers. Il primo arbitro richiama le riserve degli 89ers, specialmente Mazzamuto, in seguito alla decisione di poco fa, il quinto fallo commesso dagli 89ers in questa ripresa. L'arbitro chiede calma a tutti. 3M alla battuta con Molinaro. La classe 87 calcia sulla barriera. La risposta di Lapi. Rimessa laterale per il 3M. L'aggancio di Calvaruso. In mezzo a due, contrasto con Grammatica, pallone largo. Non può calciare Scalavino. C'è fallo anche per il 3M. Entrambe le squadre al quinto fallo. Ci si gioca a salvarsi in questo finale di partita. O sul piano dei gol è ancora il 3M Palermo ad essere avanti. Lapi lascia a Garofalo, il pallone scorre, Grammatica, dietro Pennino, Garofalo, pallone in mezzo per l'inserimento di Grammatica, vicinissimo a calciare. L'azione degli 89ers. Garofalo disturba Scalavino. 89ers che recuperano. Grammatica. Contrasto, palla piena con Calvaruso che chiude su Pennino. Time out. Confusione in mezzo al campo con Pennino che ha qualcosa da dire. Allontanato il giocatore degli 89ers. C'era Di Grazia. A voler rispondere. Squadra a bordo campo. Sono entrambi al quinto fallo in questa ripresa. Facciamo anche un salto dagli altri campi con l'evoluzione di questa 15ª giornata del girone A di C1 siciliana. Akragas avanti sul Palermo 5-4, stesso risultato tra Athletic Palermo e Sant'Isidoro Bagheria. 4-3 del CUS Palermo in casa del Bonifato Alcamo, 4-1 dell'Isola sull'Atletico Monreale, 7-4 esterno dello Sporting Alcamo sul San Vitolo Capo. Risultati tutti da confermare. Punizione
battuta per gli 89ers. Scasata in fascia, Pennino prova il traversione, mette fuori Cutrona. Nuova chance per i giallo-blu, tiro deviato, pallone a Lapi, lasciato dietro Garofalo, la parata di Gio, il tocco Barcellona, risponde prima dell'arrivo nemico, rimessa laterale per il 3M, tiro in porta avuto dagli 89ers con Garofalo, la risposta di Gio che si è fatto trovare pronto. Pallone morbido per la testa, ad allungarsi il pallone da parte di Scalavino. Barcellona in corner per il 3M. La battuta dietro, Molinaro si rifugia da Gio, il lancio lungo, Garofalo protegge la propria area di rigore, c'è il recupero delle 3M. Pallone perso dopo la gestione di Cutrona, e allora c'è il quinto libero per gli 89ers che vogliono conquistare il pareggio. Il quinto libero che è rappresentato da Fava, adesso in possesso con la casacca rossa, quindi momentaneamente fuori Barcellona. Di conseguenza non c'è nessuno in porta, allora si prova il tiro dalla distanza. Il 3M lamenta un tocco con la mano che darebbe praticamente il tiro libero, dato che 5 falli sono stati raggiunti. Giro palla, 89ers, Garofalo, pallone in diagonale con Pennino che voleva servire Lapi, che già era andato dentro. Si sono capiti poco i due. È rientrato Barcellona in porta negli 89ers, trattenute di Scalavino che va fino in fondo, sull'orlo del fallo ogni volta che si verificano queste situazioni. Garofalo, Fava di nuovo in campo, Pennino, Garofalo, Fava, punta su Cutrona, la riprende così Calvaruso, la porta è vuota, Calvaruso non evita così, Pennino è scivolata. Di nuovo in campo il portiere degli 89ers, decisivo Pennino ad evitare il gol del 5-3 che probabilmente avrebbe chiuso la partita. Conclusione, super parata di Barcellona su Cutrona, reattivo il portiere degli 89ers, angolo 3M. Pallone in mezzo, azione fallo laterale per gli 89ers che ritrovano Fava in mezzo al campo. Adesso la battuta, sale Pennino, Grammatica, Garofalo, Fava, ancora Garofalo, Fava sempre più in profondità, Lapi dietro, girano palla gli 89ers, Fava un po' di spazio in più, calcia, deviazione, pallone in corner, il solito giro palla, Pennino, Garofalo, finta, Fava, decide lui di calciare il diagonale, levato via da Molinaro, rimessa laterale, 89ers in lotta per il pareggio, per il 4-4, Garofalo punta, finisce fuori. Altra occasione per il capitano giallo-blu, che adesso qui recupera, il pallone però è finito fuori, è uscito nonostante la gestione con il tacco.
Calvaruso stava andando verso l'interno, lo ha fermato Lapi. La rimessa alla fine è per gli 89ers. Di nuovo in avanti a fare i conti anche con il tempo che finisce sempre più. Lapi insiste, super duello vicino all'area di rigore, nessun fallo secondo l'arbitro. Calvaruso a terra, si lamenta Gio dopo il contrasto con Lapi. Panchina del 3M tutta in piedi, quasi tutta in piedi anche quella degli 89ers. Si riprende da un fallo laterale per il 3M. Batte Scalavino. Gio. Lancio lungo, il controllo di testa di Pennino che allarga Grammatica. Mancino largo, Garofalo, deviazione in mezzo da dietro, il controllo di Pennino, pallone pieno, il tiro in porta, finisse dentro, la conclusione di Calvaruso che si va a prendere gli abbracci dei propri tifosi, probabilmente a chiudere questa partita. 5-3 per il 3M. Il quinto libero ha pagato per gli 89ers che si sono resi pericolosi per tutto questo secondo tempo. La doppietta di Calvaruso a fare 5-3. Manca qualche secondo alla fine della partita. Pallone per Pennino che pensa di calciare, altra deviazione, Garofalo morbido, secondo palo, deviazione, il calcio d'angolo. I due arbitri cambiano decisione. È rimessa dal fondo, già battuta per il 3M che si trova davanti la porta, secondo palo, sbaglia incredibilmente Scalavino per il 6-3. I 89ers demoralizzati dopo aver subito poco fa il gol di Calvaruso. Pallone in mezzo, Lapi non riesce a calciare, continua a lottare, il tocco di Fava, insiste Lapi, Fava, largo, il tiro provato da Grammatica, Pennino, Fava, diagonale, proposta, prova il tacco Lapi, ancora Lapi, il gol degli 89ers, 5-4, l'ha segnato Lapi. Battuta da ripetere, 5-4 ai T-Niners poco fa con Lapi. Mancano sempre pochi secondi alla fine. Vedremo se ci sarà qualche speranza per gli T-Niners. Rimessa laterale, già battuta. C'è un cartellino giallo in vista.
per Pennino. Per proteste. Rimessa laterale. 89ers batte Grammatica. Adesso gli 89ers possono ritornare a sognare il pareggio. Parte Grammatica sul primo palo e rimessa dal fondo, palo. E allora il 3M può respirare. Secondo legno della partita per gli 89ers. C'è stato un palo anche da parte di Pennino. Fava giù dopo il contrasto con Di Grazia. Si cercano di calmare gli animi. L'abbraccio con Fava e Di Grazia. Si continua a parlare. Pallone spazzato il più lontano possibile per il 3M, che decide adesso di difendersi. Vicini al fischio finale. Assalto 89ers. La battuta di Pennino, pallone sul fondo. Il 3M festeggia questa vittoria soffertissima. Finisce 5-4 contro gli 89ers, che ci hanno creduto fino all'ultimo. Non è bastato il gol di Lapi allo scadere. 89ers che così si fermano a 3 risultati utili di fila. Il 3M ritorna alla vittoria dopo la sconfitta in casa del CUS Palermo. Di conseguenza salgono i punti in classifica. Si continua a discutere in mezzo al campo. Squadre che hanno finito la propria partita al quinto fallo. Durante questo secondo tempo il gol di Scalavino, l'1-1 di Garofalo, 2-1 di Runfolo, 2-2 di Pennino. Doppio vantaggio 3M con Calvaruso e Scalavino che così fa doppietta. Pennino colpisce il palo, ma c'è l'autogol di Molinaro, dunque 4-3. Calvaruso anche lui in doppietta fa 5-3. 5-4 di Lapi. All'ultimo il palo di Grammatica. Durante l'assalto degli 89ers alla ricerca del pareggio si continua con le varie discussioni in mezzo al campo, con lo staff tecnico degli 89ers che vorrebbe ragione su qualche decisione arbitrale che avrebbe dato alla propria squadra il tiro libero e quindi con possibilità in più di rimontare definitivamente questo match. Una situazione fattibile. Durante il 4-3 c'è adesso il triplice fischio ufficiale con i saluti tra i giocatori delle due squadre. Acragas Palermo 5-4, Athletic Palermo Sant'Isidoro Bagheria 5-4, Bonifato Alcamo CUS Palermo 3-4, Isola Atletico Monreale 4-1, San Vito al Capo Sporting Alcamo 4-7. Si aggiunge il 5-4 del 3M sugli 89ers. Questi tutti i risultati di questo 15° turno di campionato, con lo Sporting Alcamo sempre in testa a 36 punti, CUS Palermo a 31, 3M a 26. Chi adesso festeggia con i propri tifosi, oltre le grate che delimitano il terreno di gioco dall'esterno. Viene fuori tutta la gioia da parte di un gruppo autogestito. Oggi in panchina c'era il massaggiatore Carmelo Sampino per concludere la classifica. Athletic Palermo a 25, Isola e Palermo a 21 punti, con il Palermo fuori dalla zona playoff
Bonifato Alcamo, San Vitolo Capo ed 89ers a 19 in zona playout, l'Acragas a 16 e il Sant'Isidoro Bagheria a 12. Chiude tutto l'Atletico Monreale a 10. Il prossimo turno vede il 3M impegnato proprio in casa del fanalino di coda Atletico Monreale 89ers, che ospiteranno il Bonifato Alcamo. Un match con entrambe le squadre a 19 punti. E tutto dal centro sportivo 3M di Palermo. Continuano i festeggiamenti per la squadra di casa. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.